Sindaco uscente, presentato oggi il simbolo della Lega, l'obiettivo è di riportarla in auge dopo il risultato delle scorse elezioni amministrative. Dobbiamo riconquistare la fiducia perduta dei nostri cittadini che evidentemente si sono appoggiati a un'altra forza politica. Noi attraverso il buon governo, le giuste idee e soprattutto una visione di città siamo convinti di far tornare i nostri elettori a dar fiducia a questo simbolo, a queste persone che rappresentano da sempre la Lega del buon governo. Ricordo che tutti i sindaci qui presenti rappresentano delle comunità ben amministrate, abbiamo il Presidente Zaia, il Ministro Salvini, tutti gli altri nostri esponenti che dove c'è la Lega dimostrano che le cose vengono fatte bene partendo dall'ascolto, e quindi ci sono le condizioni per recuperare quei voti che avevamo perso. Lo vogliamo fare con determinazione, con convinzione, andando a stringere 86.000 mani, abbiamo 80 giorni di tempo, lo faremo con il sorriso, senza polemiche, raccontando chi siamo, cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare. Progetto per il prossimo quinquennio all'insegna della continuità, vogliamo riassumerlo in un po' di punti? Ma i punti sono davvero tanti, di sicuro però vogliamo continuare nella strada della sostenibilità ambientale. Tra qualche settimana partirà il più grande intervento di bonifica ambientale della storia della città di Treviso. Vogliamo continuare a restituire luoghi di cultura alla città, c'è in corso il cantiere del Palazzo da Borso, prenderemo per mano Villa Margherita e Palazzo Scotti. Vogliamo ribadire che con noi Treviso è sempre più città universitaria, abbiamo investito già 15 milioni di euro con l'obiettivo di arrivare a 20 milioni di euro sui temi legati all'università, dal campus all'ospitalità, alle aule studio, insomma tanto vogliamo fare, luoghi di cultura, luoghi di sport, una città per anziani con una qualità altissima di servizi, ma soprattutto una qualità per i giovani, quindi un giusto mix tra divertimento e servizi efficienti. Ci sono tutti gli ingredienti per fare davvero bene, continueremo a lavorare sulla mobilità lenta, sulle piste ciclabili, tantissimi chilometri di piste ciclabili realizzate, progettate, che andremo a realizzare. Quindi insomma abbiamo 80 giorni di tempo per raccontare tutte queste cose, ma ripeto, con il sorriso sulle labbra e con la convinzione che questo simbolo rappresenta il buon governo e rappresenta una famiglia di amministratori, di militanti e sostenitori per bene. In termini di liste ci sarà un po' l'imbarazzo della scelta. L'importante è che la gente vada a votare. Uno degli obiettivi che ci siamo posti è il 65% di affluenza alle urne. Ricordo che nel 2018 abbiamo raggiunto il 59%. Sarebbe un bel segnale a tutto il Paese se i nostri cittadini, indipendentemente da chi voteranno, comunque dimostrassero grande spirito di responsabilità andando a votare, e sono convinto che non mancherà la loro presenza.